La chiesa di San Giacomo Maggiore si trova in parrocchia di Lentiai, nella frazione di Col de Ru. Gode di una splendida posizione, sopraelevata rispetto al piano della strada e su un balcone panoramico su tutta la Valbelluna. Si raggiunge attraverso una scalinata che aiuta a sentire la fatica di ascendere verso il sacro. Un muretto a secco delimita il verde e suggestivo sagrato, lasciando in basso il luogo del profano. La valle del Piave, le cime dolomitiche, gli agglomerati dei borghi sparsi tra le pendici dei monti della destra orografica del fiume sacro conferiscono un'immagine di rara bellezza. A tutto ciò si aggiunge la presenza del passaggio della storia antica, testimoniata da una pietra di centuriazione conservata sul sagrato. San Giacomo Maggiore è sicuramente il protagonista di questo luogo sacro. All'interno tutto parla di lui, della sua vita e dei suoi miracoli. Gli artisti che gli dedicarono in questa chiesa attenzione, impegno e creatività si concentrarono sulle parole narrate da Jacopo da Varagine nella Legenda Aurea per trasferirle in affresco, leggibile e comprensibile da tutti. I due fratelli Marco e Giovanni Damel, nella prima metà del Cinquecento, scelgono di raccontare in affresco il miracolo del pellegrino, con protagonisti un padre e un figlio gabbati e accusati di furto, fino all'ingiusta condanna a morte del giovane ragazzo e alla sua salvezza per intervento miracoloso di San Giacomo. Lorenzo Paulitti, nella seconda metà del Cinquecento, realizza poi gli episodi della vita di San Giacomo Maggiore, la sua predicazione, la sua testimonianza, fino alla condanna, l'incatenamento e il martirio, straordinario esempio della forza della fede. L'artista non manca di concludere il racconto con la traslazione del corpo di San Giacomo a Compostela, luogo da sempre di pellegrinaggio e preghiera. La figura e l'esempio di santità del santo titolare di questo edificio sacro continuano anche sulla pala d'altare per opera dell'artista Egidio Dall'Oglio, che ha voluto raffigurare la Madonna con il bambino in gloria tra i santi Filippo e Giacomo Maggiore. La parete nord, come spesso si può osservare nelle chiese, ripropone un'ultima cena, databile alla metà del 400, forse opera del maestro di San Donato, la chiesa eremo che si trova a poca distanza, raggiungibile anche a piedi attraverso un facile sentiero.